Bentornati a tutti e bentrovati a Storie, il programma che settimana dopo settimana cerca di raccontare come può, come è capace, lo snodarsi della cultura occidentale dalle origini ai giorni nostri. Un viaggio lunghissimo che ci sta portando a incontrare esperienze di vita interessantissime, esperienze di vita che in qualche modo ci riguardano. Pensate, siamo arrivati adesso a parlare di quel periodo storico che va dalla prima colonizzazione alla seconda colonizzazione del mondo greco. Che cosa sono questi due fenomeni? Questi due fenomeni sono fenomeni che avvengono tra il 1000 a.C. e il 550 più o meno a.C. e sono fenomeni con cui il mondo greco si apre a quello che era il suo oriente, e il suo oriente era l'Asia minore, la Ionia, la regione chiamata appunto della Ionia, e il suo occidente era la Sicilia, la Calabria, la regione chiamata della Magna Grecia. In questo processo di apertura, guidato dall'aristocrazia, da un'aristocrazia che cerca in qualche modo di rimanere in sella perché questa apertura favorisce l'avanzata dei ceti commerciali, quindi la crisi dell'aristocrazia terriera, ecco, in questo processo di apertura, quindi di dialettica, di crisi dell'aristocrazia, si inserisce la poesia lirica. E la poesia lirica è fondamentale perché cerca di raccontare gli ideali del suo tempo, che non sono più gli ideali di Omero, di una società dominata dal monarca, che non sono neanche gli ideali di Esiodo, di una società ancora piccola e provinciale, che cercava però di darsi un tono universale. Sono gli ideali di città in guerra fra di loro, di famiglie in guerra fra di loro, di aristocrazie, di classi sociali, di classi dirigenti che lottano per il potere e per il dominio, e hanno alla base un profondo senso di sé e un profondo anche maschilismo che le connota. In questo contesto si inserisce la figura a cui oggi facciamo riferimento, che è la figura di Semonide. Semonide è nato appunto nell'isola di Samo, e quest'isola è fondamentale perché è la madrepatria di una colonia che si chiama Amorge, per cui Semonide viene chiamato Amorgino, perché egli partecipa come egemon, come egemone, come colonizzatore al processo di fondazione di una colonia. E lo abbiamo spiegato puntate addietro, il processo di fondazione di una colonia era molto complesso perché significava staccarsi dalla madrepatria e andare in una nuova terra e in qualche modo imporre la propria volontà e il proprio modello sociale. Ed è per questo che Semonide racconta in questa esperienza di fondazione, racconta quali sono i valori della sua famiglia, quali sono i valori della sua città, della sua isola, l'isola di Samo. Quindi Semonide l'Amorgino ci racconta quali erano i valori fondanti della sua città, della sua etnia, della sua famiglia, e lo fa ponendo proprio la forza, l'accento sulla grande misoginia, cioè quella grande odio per le donne che contraddistingueva l'epoca che stiamo andando ad affrontare. Egli fa proprio una satira contro le donne, un catalogo contro le donne, un giambo contro le donne. Il giambo era proprio questa poesia aggressiva con la quale si riaffermava la propria identità, che è interessantissimo, che dovremo raccontare precisamente nella prossima puntata, proprio perché dietro questo racconto c'è tutto un mondo che merita di essere esplorato. Da colonizzatore, Semonide colpì molto il vissuto contemporaneo perché seppe esprimere più di altri quella che era l'identità profonda dell'animo greco. Ne parliamo domani, ne parliamo a Storie.